Questa 18ª edizione del nostro concorso ha un titolo che io spero raggiungerà lo stesso favoloso effetto di quello dell'anno scorso, cioè Terremoto in casa, gioie e dolori dell'arrivo di una nuova vita. Terremoto in casa. È chiaro che in ogni casa l'arrivo di una nuova vita consiste e dà tutta una serie di scossoni all'andamento domestico, al modo di fare le cose, alla nostra stessa vitalità, ci rinforza, ci rincuora, nello stesso tempo ci dà da pensare e anche ci affatica. E naturalmente una nuova vita è una vita infantile, può essere naturalmente un nuovo fratellino, una nuova sorellina che sappiamo che arriverà quando arriverà, e quindi quello che anche dopo tanti anni, anche da anziano, uno si ricorda per il capovolgimento nella propria vita che è avvenuto con l'arrivo di una nuova vita che si aggiunge alla nostra con gli stessi diritti. Poi naturalmente è ovvio i genitori che può essere il primo figlio, può essere la prima figlia, può essere due gemelli che di solito non si sa che sono gemelli fino a un certo punto, quindi diventa anche quella un'improvvisa scommessa, un raddoppio di preoccupazioni, ma anche di attesa, di gioia. E eventualmente una nuova vita può essere anche una nuova vita, un cucciolo, un cagnolino, un micetto, anche un altro tipo di animale, ma preferirei tenermi su quelli domestici più noti. E quindi in questo senso noi invitiamo con gioia a raccontare, come sempre, fra nonni e nipoti, con questo bellissimo filo che si tende fra generazioni e che è un po' un tema a cui l'OIC ha sempre tenuto molto e che ci è carissimo. Una nuova vita. Cosa succede? Cosa è? Cosa è stato? Come ha cambiato la mia vita, la nostra vita? È un argomento carico di fascino, carico di emotività, di interesse e anche, se vogliamo, di felicità auspicata e poi spesso anche raggiunta. La scadenza è il mese di marzo dell'anno prossimo, quindi mese di marzo del 2025, e le modalità e tutto il resto potete vederle sulla nostra pagina Facebook. Quindi un invito, come al solito, dal presidente della giuria, Antonio Aslan, a darvi da fare, a mettervi a scrivere, penna in mano e via coi ricordi.